Paura e danni in pieno centro storico ad Asiago, dove sono andati a fuoco i tetti di 2 palazzine di via Brigata Liguria. L'incendio è divampato nella serata di mercoledì a poche decine di metri dal municipio, aggredendo subito il tetto di un edificio di 3 piani ed estendendosi in pochi minuti anche alla copertura di un palazzo vicino. Una mansarda è stata completamente distrutta dalle fiamme, un'altra è stata invece gravemente danneggiata. Interessati anche 4 appartamenti che hanno subito danni di vario genere. Per fortuna nessuno è rimasto ferito nel rogo, che ha interessato appartamenti e alloggi utilizzati come case per vacanze e seconde case, che quindi al momento non erano abitati. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Asiago, coadiuvati dai pompieri di Schio, Bassano, Vicenza e Thiene, con 4 autopompe, altrettante autobotti, 2 autoscale e 28 operatori. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta la notte e per parte della giornata, ma la tempestività dell'intervento ha permesso alle squadre di circoscrivere l'incendio al tetto delle palazzine coinvolte. È stato così evitato il coinvolgimento di altri edifici nelle vicinanze. Le cause del rogo, che secondo le prime informazioni potrebbe essere stato innescato da una canna fumaria, sono ancora al vaglio da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.